ripartita col botto la promozione, quello proprio letterale dei tifosi del Pordenone sul campo di Gemona, tiratina d'orecchie, insomma i bravissimi tifosi nero-verdi, ma lo sappiamo, queste cose non si devono fare sugli impianti da gioco, tanto più in quelli dilettantistici. E poi le dichiarazioni che fanno rumore, come quella di Favero, che ha definito la promozione come un torneo di Vernasso, imbarazzante per questa situazione delle retrocessioni. Dietro ad una provocazione ci sta sempre una verità o comunque una riflessione, qualcosa da riflettere. E la stagione dei dilettanti si basa quest'anno su 3 provocazioni. La prima l'ha fatta Hermes Canciani il giorno della sua elezione al terzo mandato, parlando dei rimborsi spesa dei giocatori. La seconda nei nostri studi Mister Tomei, quando ha definito l'eccellenza agonisticamente poco valida perché nessuno vuole vincere, dicendo che è un'eccellenza da chioschi, e la terza proprio Favero. E noi ripartiamo da questa, e non solo stasera, perché torniamo anche su quella che si può vedere come una provocazione, la separazione tra Russo e l'LME. Sarà in studio con noi Mister Russo, e poi naturalmente tutti i temi di terzo tempo, tanti temi, anche le lunghe storie d'amore. Insomma, pronti, partiamo e allora andiamo a scoprire un po' di verità del calcio dilettanti dopo questa giornata piena ancora di temi. Sigla! Avete sentito un rumore, c'era qualche problema nella clip, allora se la riusciamo a riprendere dopo, perché era interessante magari, però allora, visto che abbiamo già riassunto nell'intro, non facevamo altro che dire che volevamo la verità, no? Su tutti questi temi, e l'ultimo appunto quello toccato da Favero. Allora, non resta che dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, vero avvocato Nicola Paolini? Buonasera a tutti, ed è vero, sono d'accordo. Davide Barlocco, buonasera. a sostituire Fornasiere, Pierpaolo Ponte, e quasi come un imputato, lì da solo, Amedeo Russo. Buonasera a tutti. Ciao mister, che parla dopo quello che è successo la scorsa settimana, ma non sarai solo, perché fra poco ci sarà un altro ospite, ci saranno proprio 2 temi paralleli: chi abbandona relativamente presto un'avventura come te, chi invece è in sella, alla guida di una squadra da tantissimi anni. Allora, siamo partiti così con questa intro che ha voluto riassumere, ho detto, varie provocazioni di una stagione. Vi chiedo a voi, quale provocazione fareste nei dilettanti? Partiamo da Pierpaolo Ponte. Allora, intanto comprendo benissimo quella di Alberto Favero, perché effettivamente è un tema scottante, ne avevamo già parlato. Poi il paragone con Vernasso mi piace poco, perché adoro Alberto Favero come giocatore e come persona, però Vernasso sa anche Amedeo che è la Champions League dei tornei dilettanti, quindi però capisco la provocazione. Lato mio, una cosa che mi preoccupa molto sono le continue fusioni o idee di fusione che stanno nascendo, e mi spiego meglio. Io abito alla Tisana e fino a qualche tempo fa c'erano 4 squadre nel raggio di 5 km, adesso ce n'è una sola, con tutto quello che ne consegue in termini anche di seguito di pubblico, di coinvolgimento della comunità e quant'altro. Quindi sono un po' preoccupato da questa cosa, e la mia provocazione è:
proviamo a lavorare per ridurre il numero di amatori e per alzare quello magari delle squadre che partecipano in categoria. Questo potrebbe essere un tema. Barlocco? Molto bella, ha toccato un tema molto delicato di tante squadre che fanno fusioni. Io tocco un altro tasto che a me sta molto a cuore, che è quello: che fine fanno i fuori quota? Che è una domanda a cui è difficile dare una risposta, e lui, diciamo, nella sua qualche cosa ci può far pensare, perché io vedo tanti giocatori molto giovani finire proprio negli amatori. Paolini? Allora, io devo assolutamente ricollegarmi alla prima provocazione che hai detto, che l'ha fatta il nostro presidente ancora nel periodo, nell'assemblea di agosto. Quando lui dice giocatori non che i cercano giocatori... stipendi. Allora, da lì nascono due provocazioni. Una che invece deve essere ribaltata esattamente la metacampo opposta, quindi la metacampo delle società e dei presidenti che lui rappresenta, tra l'altro, che all'epoca mi chiamò anche in causa, io ero presente ma non potevo assolutamente intervenire perché quella era un'assemblea elettiva dove lui era il padrone di casa, e secondo me forse fuori luogo, perché senza diritto di replica dire determinate cose, forse, ma anche perché proprio non sono corrette, e mi lego a questo. Però è un tema. Però è un tema, no? Che poi mi lega a un'altra provocazione, che è una lettura anche della riforma dei campionati sempre da questo punto di vista, perché la riforma dei campionati la si vuol fare per dare maggior qualità a certi campionati, e però ci stabilizzeremo con 2 gironi di eccellenza e di promozione a 18 squadre, che comporterà sicuramente più impegno anche ai ragazzi, comporterà più distanze anche delle trasferte, e quindi... Però poi mi dici non chiedere determinate cose, oppure quelli non devono fare determinate cose, quando invece l'idea anche della Lega è quella di strutturare, almeno nei campionati apicali, delle categorie un po' più importanti, che richiedono e corpose, quindi investimenti, impegni, eccetera. Allora, una provocazione poi già un po' argomentata, non voglio andare ad approfondire tutto stasera con i miei opinionisti, ma dico che queste vostre provocazioni messe lì, mi piacerà da qui a fine stagione andare ad approfondirle, come faremo stasera su quella che è la provocazione ultima in ordine di tempo, quella appunto di Favero. Vi dico la mia, poi sentiamo Russo come chiude. Io vi dico che proprio legandomi a Favero, questa promozione che creeremo, che verrà creata, porterà un ulteriore indebolimento dell'eccellenza, e io vi dico questo. Dopo però ci tornerò perché ne parleremo. E invece... Ma diciamo che mi ero preparato tutta la mattina per questa provocazione, poi Barlocco me l'ha rubata, okay, quindi ne dico un'altra, e visto che sono libero, quando mi prendi in trasmissione a posto di Paolini. Vabbè, no, ti prendo in trasmissione molto volentieri. Me, però, esatto, anche se immagino non vorresti chiudere la stagione da opinionista, no? No, assolutamente. Ecco. Allora, però andiamo con ordine, parleremo con te, insomma, dico anche perché ospite Amedeo Russo, perché insomma è stato un caso, la scorsa settimana ne abbiamo parlato, Amedeo ha deciso comunque di voler venire in trasmissione a portare la sua, diciamo così, la sua dichiarazione ufficiale su quello che è successo, e poi risponderà a qualche domanda, senza voler creare un caso, non siamo qua che dobbiamo fare la puntata di nuovo su LME, però è un tema. Insieme ai tanti che dobbiamo approfondire stasera, però una cosa alla volta, visto che siamo di mercoledì in onda, quindi diversi dal solito, siamo un po' lunghi, riprendiamo in mano gol e parate, dai, parliamo di calcio. Dopo le provocazioni la cosa più bella sono sempre le giocate, e quindi via con i gol migliori e scegliamo subito, andiamo subito con le nomination. Abbiamo Madonna della San Giorgina, gol sul campo del Sevegliano Faulisa, gancio veloce, subito destro potente sotto la traversa, e gol di Madonna. Poi c'è Diallo, sinistro al volo contro l'Aviano, l'abbiamo visto dalla distanza, e poi il sinistro ravvicinato, e poi Bertoni dell'UFM che si accentra e fa partire il destro. Mister Russo cosa sceglierebbe, visto che è il nostro ospite stasera? Partiamo da lui. Beh, sono 3 gol bellissimi, e vorrei premiare Diallo anche perché un tiro al volo da fuori aria, e poi, se non sbaglio, era anche un ragazzo che aveva smesso di giocare e ha ricominciato da poco. Sì, vero, eccolo qua, sinistro al volo,
Poi guardate da vicino come si chiude questa azione con il palo e poi la schiena, anche un po' di fortuna su De Zordo. Andiamo con gli opinionisti, mentre scorrono ancora i 3 gol. Pierpaolo Ponte. Io dico Madonna per, al di là della rapidità d'esecuzione su questo gol, per la qualità del giocatore, che è veramente uno di quei giocatori che è bello vedere giocare. Poi Nico lo conosce sicuramente bene. Lo conosci bene, lo voterai oppure scegli un altro? Quindi saltato Davide, vado direttamente chiude io. lui. E anch'io ti dico Madonna, ma non solo perché, per le motivazioni che ha detto Pier, anche perché non è un gol facile, è stato precisissimo. Bel gol. Se vota Diallo, però, visto che siete in 4, stasera facciamo un mini tilt. Se voti Diallo decido io. No, Chi voti? voto Madonna perché indubbiamente è il gol più bello. Votato Madonna della San Giorgina, con i nostri opinionisti tutti schierati e convinti. Tra l'altro stasera non c'è neanche Fornasiere a darmi contro, quindi vedremo cosa succederà in questa puntata, dove ci saranno le nomination alternate ai temi principali. Ma andiamo anche con le parate migliori. Vi ho detto, insomma, sono passati 3 giorni, riprendiamo queste giocate bellissime che abbiamo raccolto e restiamo sul campo di Tricesimo, ci torneremo anche fra poco. De Zordo dell'Aviano, che fa sempre parate clamorose. Poi ancora San Giorgina, Pulvirenti sta andando dall'altra parte e recupera. San Giorgina cerca di giocare per una doppiettona, ma attenzione a questa, al Fenore conclude Moretti, che sta facendo un campionato pazzesco, mette in angolo. Questa volta partiamo da Paolini. Allora, sono tutte e 3 belle queste parate, dico la verità, meriterebbero tutte e 3. Forse la più spettacolare sia quella di Pulvirenti che quella di Moretti. Sì. Dico Pulvirenti, perché però sono 2 parate veramente spettacolari. Dici Pulvirenti, ma non sei convintissimo? No, sono 2 parate che, ma anche questa tra l'altro. Bellissima è quella di De Zorro. Vediamo se ci aiuta Barlocco per una lettura. La parata più bella e più difficile la fa Pulvirenti, senza ombra di dubbio, perché in controtempo mette un braccio come un palo, è una gran parata questa qua, in dubbio. Dopo 2 parole su Moretti le voglio spendere in ogni caso, perché è un portiere che conosco benissimo, conosco il padre Cece, allenatore di portieri, quindi il percorso del ragazzo è stato importantissimo perché è cresciuto nelle giovanili dell'Udinese e sta facendo veramente un gran campionato, e ultimamente che sto seguendo proprio il Codroipo vi posso dire che se il Codroipo sta facendo bene, grossi meriti li ha Moretti. Allora, Cece Moretti è uno dei miei migliori amici, quindi sarei molto di parte anche perché dopo, se parliamo del miglior giocatore, forse me lo spendo, e quindi dico Pulvirenti per la parata, perché il coefficiente di difficoltà è gigantesco. E poi Pulvirenti ha anche una bella storia, un figlio della San Giorgina che è tornato a San Giorgio, e quindi doppietta San Giorgina, si porta 2 giocatori in nomination, così puntata che inizia nel segno della San Giorgina. Tu che avresti votato? Anch'io Pulvirenti. Super Non c'è Fornasiere a contraddire. Super conferma, molto bene. Abbiamo già 2 nomination. Prima di arrivare a Russo, che insomma è un tema centrale, chiedo alla regia anticipo a questo punto, vado subito anche con la miglior squadra. Vi faccio vedere chi ho scelto, perché c'è un tema, ovvero il Tricesimo, no? Tricesimo che sta facendo una cosa davvero incredibile in casa. Ha vinto tutte le partite casalinghe, 8 gare su 8, l'ultima anche con l'Aviano. Quindi vi chiedo a questo punto, visto che abbiamo cominciato con le nomination, se volete confermare questa nomination e se volete farmi altre proposte. Chi comincia? Vai. Comincio io e faccio io il Fornasiere. Sono sicuramente d'accordo sul Tricesimo, però secondo me le migliori giocate dei dilettanti, stiamo commentando. Per il senso che ha dato la vittoria, e mi riferisco al River Flaibano, perché è una vittoria che
ha dato innanzitutto fermento anche alle squadre di bassa classifica, perché eravamo qua a dirci che forse era solo il Casarsa quella pronta a ripartire, a riprendere gli altri. Invece la vittoria del Rive, anche per tutto il periodo che hanno avuto, sono stati mesi troppo difficili, ed è forse più difficile, è più facile nel senso pensare al 13° che può battere l'Aviano piuttosto che il Rive che va a vincere a Muggia. Ok. E questo è sicuramente, secondo me, in assoluto il risultato di Barlocco, vedo giornata. che sei d'accordo. Sì, è un tema, è anche corretto, però io voto il 13°, tengo il 13°, Teniamo il 13°. perché è una squadra che sta facendo meglio di quello che presumevo potesse fare. Pier, cosa Invece facciamo? dico Tamai, perché è ripartito dopo una sconfitta, comunque quella della Coppa, che poteva lasciare anche degli strascici importanti. Sono ripartiti, hanno fatto una vittoria comunque di rilievo, e quindi non è facile ripartire dopo un momento così, e lo stanno facendo nella Sì, maniera corretta. ti dico, era nei miei pensieri, perché sta dando dei segnali il Tamai. Volevo aspettare proprio di vederlo, visto che stiamo parlando di gennaio, manca una, no? Volevo vedere se arrivava fino in fondo con una striscia positiva così importante. Però Abbiamo 3 assorbire una nomination. delusione del genere No, non è vero, non è mai una- banale, insomma, così. Tutte e due le nomination di eccellenza mi piacciono per motivi diversi. A questo punto fai tu quello che decide. Sì, guarda, 13° Tamai o Rive Fraibano? io avrei votato il Rive, perché per come è arrivata anche la vittoria, 2-0 il primo tempo per il Muggia, avevano solamente un secondo tempo per ribaltarla, hanno fatto 4 gol, arrivavano comunque da settimane difficili, quindi voto il Rive. Allora, vota il Rive e allora facciamo passare il Rive Fraibano come miglior squadra. Del Rive uno dei gol li fa Tell, un 2004 che conosco benissimo, ed è stato da questo spunto qui che ho ragionato sui fuori quota, perché è un giocatore che il prossimo anno non è più fuori quota, e sono curioso proprio di vedere come evolvono queste cose, perché io vedo tanti allenatori, e penso che tu riesci a capire cosa intendo, che per far giocare fuori quota sono costretti spesso a snaturare delle squadre, a farle giocare in maniera diversa. Allora, però siete d'accordo che il 13° comunque Tanta roba. sta facendo cose Bravissimo, incredibili? Almeno comunque, adesso arriveremo a te, ma il 13° chiude, sta facendo in casa un campionato perfetto, come era perfetto il tuo cammino. Anche con, perché a inizio anno nessuno ci avrebbe scommesso un euro, anzi facevano addirittura fatica a trovare giocatori, e molti pensavano che avrebbero fatto il doppio salto all'indietro. Invece Simone è stato bravissimo a portare giocatori che giocassero per lui e adattare anche dei giocatori tipo Pucci a giocare in un altro ruolo, e mi hanno detto che sta facendo un campionato strepitoso. E allora, Infatti i grandi meriti vanno sicuramente a Simone Bruno, che sta facendo qualcosa di eccezionale. 13° che ha sfiorato la nomination, insomma. Adesso Simone si arrabbierà con me perché ha fatto un'altra nomination. Ma... Però poi insomma, abbiamo sentito un po' di pareri, alla fine Russo gli ho dato questo compito ingrato di decidere, però erano tutte delle nomination valide. Ma sul 13° resto, perché ripartita la promozione, tra i vari temi che ci ha portato è proprio il 13° che vince la sua 8ª partita in casa, ed è stata una bellissima partita. Ve la faccio rivedere come fossimo lunedì, la sintesi, dai, riguardiamocela perché sono tante belle giocate. Gabriele Foschiatti. Nel campionato di promozione Girone A, al primo turno di ritorno offre subito un serissimo candidato al titolo di match dell'anno. Il 13° di Bruno batte 4-3 l'Aviano di Campaner, sostituito in panchina dal vice Gargale, al termine di una gara pirotecnica che si sblocca dopo appena 60 secondi. Giusto vince il duello tra fuori quota con Gandini, conquista un penalty e dal dischetto va Rosa Castaldo, che apre il piattone e manda Tullio dall'altra parte e fa 1-0. Il vantaggio dei gialloneri però è destinato a durare poco, il 13° infatti non si perde d'animo e si mette subito a caccia del pari. De Duchai costruisce per Cavaliere che imbuca per Di Tuoro, il mancino del numero 9 termina in fondo al sacco ma viene annullato per posizione di partenza in offside. Poco male, 13° minuto, corner di Cavaliere per Carniello che prolunga sul secondo palo Costantini. Va via Del Savio, mette ancora la palla al centro e questa volta l'incornata del numero 5 Carniello termina alle spalle di De Zordo che
non può veramente nulla. 1-1 e punteggio che rimane in equilibrio fino al 32esimo, quando Cavaliere conquista questo penalty per fallo di De Luca. Dal dischetto va lo stesso Diez che non trema, con il destro spiazza De Zordo e fa 2-1. Anche in questo caso però il vantaggio è destinato a durare ben poco. Dopo appena un minuto infatti De Marchi orchestra una grande azione assieme a Just e serve un cioccolatino per Rosa Gastaldo, che firma la doppietta in scivolata anticipando Nardini per la rete del 2-2. Il primo tempo si chiude quindi in equilibrio, ma nella ripresa, dopo appena 2 minuti, un erroraccio di Just a centrocampo propizia la rete del nuovo vantaggio. De Duchey recupera palla e appoggia per Costantini, che fa 35 metri palla al piede, poi, lasciato colpevolmente libero di calciare, mette la palla all'incrocio dei pali con un gol veramente da antologia. Al 65esimo servirà il miglior De Zordo ad evitare il colpo del KO, la difesa non riesce ad allontanare il cross di Cavaliere, allora Diallo rimette al centro per Arduini, girata di testa di De Duchey e salvataggio strepitoso del numero 1 sulla linea che graffia la palla fuori dallo specchio della sua porta. Al 70esimo il capitano dell'Aviano è costretto a ripetersi, Cavaliere taglia a metà la difesa giallonera con questo pallone perfetto per Diallo che calcia sul primo palo trovando una grande risposta del numero 1. Sugli sviluppi dello stesso corner però arriva la beffa per il portiere ospite, la conclusione di Diallo è strepitosa, bacia il palo e lo colpisce sulla schiena per il più sfortunato degli autogol. Mister Bruno esulta in panchina ma l'Aviano non è morto, anzi imbucata da centrocampo per il neoentrato Fox che fa sportellate con la difesa e poi col mancino manda a lato di un soffio. Un vero peccato per gli ospiti che comunque riescono ad accorciare in pieno recupero, cross di Bernardoni, Rossi non vede arrivare Rosa Gastaldo e lo abbatte con un calcio. Dal dischetto si presenta Del Savio che spiazza Tullio e sigilla il match sul 4-3. Una partita veramente divertente, l'Aviano non esce ridimensionato da questa sconfitta, al 13esimo continua la sua corsa a caccia del Pordenone che dista ancora 8 punti. E insomma, che bella partita, miglior squadre. E allora entriamo un po' in uno dei, diciamo così, 3 temi di questa serata. Parliamo con Mister Russo. Miglior squadra, l'abbiamo premiata proprio la scorsa settimana nell'ME, che chiudeva un dicembre, un'andata fantastica, e poi questa separazione. Poi abbiamo premiato il presidente Pattaro, non ha voluto andare troppo nel dettaglio, l'unica cosa che ha detto che comunque di base è una scelta societaria. Quindi, ripeto, io non voglio qua adesso farci tutta la trasmissione e non è il nostro intento fare un caso Russo ancora con l'ME, però giustamente è stato abbastanza clamoroso quello che è successo, allora chiedo a te. Sì, se mi dici cos'è successo e se è una separazione, a questo punto è stata una decisione societaria o no, perché... Bah, a dire la verità, sono state dimissioni mie e naturalmente, come ti avevo già detto, non sono venuto qui a far polemica perché non ci sarebbe senso, ma diciamo che probabilmente non mi stavo più divertendo e non sentivo più grossa fiducia. Quindi ho deciso di lasciare una squadra che comunque sta andando, anche domenica ha vinto, quindi non penso che abbiano grossi problemi ad arrivare lì in alto fino a fine campionato. Però perché dire scelta societaria, Russo dice dimissioni, questo è difficile da capire. Secondo me forse è anche un modo per far capire che forse anche la società non era più convinta a questo punto del vostro rapporto. Sì, beh, come detto non sentivo più la fiducia, quindi sicuramente se alle mie dimissioni ci fosse stata convinzione non avrebbero accettato, comunque non ci ne sarà avremmo un motivo, non so cosa vuoi dire, puoi dire, ma il motivo delle tue dimissioni qual è? Non stavo più bene. Ok. Se avete qualche curiosità o commento... Io penso Massimo che lì poi ognuno, a parte Amedeo che sicuramente conosciamo e ci sta dicendo cose assolutamente sincere, poi sai, alla fine anche la società fa alla stampa le comunicazioni che ritiene corrette fare. Sicuramente si è rotto qualcosa, perché adesso Amedeo mi ha anticipato su una cosa che avrei detto io.
un allenatore può dare dimissioni, se dà le dimissioni sicuramente le ha anche motivate e non stiamo qua a mettere in difficoltà e a farci dire le motivazioni che lo hanno portato a dire basta, me ne vado, ma la società in quel momento non dice no, ferma che ne parliamo, tu rimani, dice va bene. Ma quindi nasce da una consapevolezza anche della società di dire vabbè, forse per entrambi va bene così, perché anche noi non va bene che... Ma scusa, non ci hai pensato a dire tengo duro, perché comunque quello che stai facendo, c'è la possibilità di vincere un campionato, sono mesi di lavoro anche tuoi, non hai pensato tengo duro? E penso che era proprio impossibile poter provare a arrivare forse sì, non c'erano più i presupposti per andare avanti. Però tu ci avrai pensato a lungo? Sì, mesi. Ah, mesi addirittura. Sì, non era una decisione presa lì al momento, ma era da un po' che comunque mi veniva nella testa, ma ne avevo parlato anche con giocatori, staff, eccetera. Piero? Sì, il mondo del calcio riesce sempre a stupirci, perché come fa una società a non far sentire la fiducia ad un mister che ha vinto tutte le partite sostanzialmente, e quindi davvero è incredibile. Poi, per come conosco io Amedeo, lui è una persona di grande orgoglio, quindi capisco che piuttosto che mettersi una coccarda di un campionato vinto senza divertirsi, mi piace questo concetto, ha preferito tutelare il suo modo di essere e dire ok. Sì, vista così effettivamente è una scelta corretta. Non so quanti l'avrebbero fatto, quindi gli fa paradossalmente onore questa cosa, perché comunque è un campionato, tu dici c'è la possibilità di vincere il campionato. No, il campionato è già vinto, insomma, quindi lui ha rinunciato a una coccarda che si sarebbe meritato. Io ho una mia opinione, conoscendo anche Amedeo, nel momento in cui è stato così sgamato da capire che non sentiva la fiducia della società, e in quel caso lì ha fatto bene, anche perché alla fine il merito di un campionato vinto dall'ME è sicuramente in grossa parte sua, insomma. Sarà comunque anche sua, giustamente. Ti ha fatto effetto vedere subito, non so, ad esempio una cosa che ho notato subito, l'abbraccio di Zucchiatti a Migliore. È vero che Migliore ogni tanto veniva anche in panchina con te, no? Sì, lui era con me, a parte i 3 mesi che ha fatto il corso UEFA, licenza D, e era sempre poi allenamenti con me e in panchina con me. Il legame c'è, voglio dire. Sì, certo, ma mi sono lasciato in ottimi rapporti, ma come diciamo che alla fine mi sono lasciato in buoni rapporti con tutti. Certo è che sicuramente rimane un po' l'amaro in bocca, perché comunque era un mio percorso di crescita dove arrivavo da un campionato vinto, una salvezza tranquilla, una Coppa Regione vinta. Quest'anno ero in lotta per vincere il campionato e per vincere la Coppa, e lasciare non è stato semplice, ma diciamo che adesso sono più sereno. Ok, mi pare, pare chiaro. Da pensare, a parte che insomma sei campione d'inverno, quindi vabbè. Però mi viene da pensare anche, poi non so, voglio mettere, ripeto, in difficoltà Amedeo, però anche in tutto questo, oltre alla società che dice, vorrei capire anche il rapporto con i giocatori, no? Il gruppo squadra, diciamo che sicuramente se l'LME è questa squadra, ho portato 7 giocatori che sono venuti comunque per me e li ho chiamati io e sono venuti lì. Vi faccio un esempio. Togliere Miano dalla sua comfort zone non è semplicissima, ed è venuto perché l'ho chiamato io. E i rapporti con i giocatori in realtà per me sembravano ottimi con tutti, probabilmente non erano proprio con tutti. Ma hai avuto la sensazione che i giocatori quindi avessero ad un certo punto un'influenza così superiore? In realtà no, ma mi sono poi giunte voci che qualcuno si lamentasse del mio modo di allenare, del mio modo di fare. E sinceramente questo mi ha fatto male, perché da giocatore, soprattutto negli ultimi anni, ho avuto Mauro Conte come allenatore e io ho adotto i suoi stessi allenamenti. Quelli che ho fatto da quando ho iniziato ad allenare ad oggi sono sempre gli stessi, e ho raggiunto comunque dei risultati, come Mauro Conte qualcosina ha vinto,
E sinceramente una cosa che mi preme è che i miei giocatori non si sono mai infortunati, perché per esempio un giocatore che avevo quest'anno, Ilic, prima che arrivasse da me l'anno scorso a Cividale, a Gemona, a Torviscosa, aveva sempre stiramenti. Sono 2 anni che non ha uno stiramento. Possiamo parlare di Sokanovic lo scorso anno, di Campanella, di De Baroni, ne ho tantissimi, e tanti mi hanno chiamato chiedendomi se questa voce era vera, e io ad oggi spero e penso che sia solo una voce. Ok, ok. Io, insomma, il tema sarebbe lungo, articolato, bisognerebbe entrare troppo nei dettagli, ma ripeto, non era questa la mia, non ho questa voglia, anche con Amedeo Russo ci siamo confrontati, era giusto far sentire però la sua voce, visto che gli avevo chiesto se voleva parlare, era troppo fresca la scorsa settimana ed ha voluto dire la sua su questo addio che è stato sicuramente clamoroso, ma io mi fermerei qua. Sì, io non voglio e non vorrò creare tensioni o fare o dire cose che possano naturalmente lenire la sensibilità di qualcuno, diciamo. Ok, ok. E poi anche perché, insomma, come Amedeo, poi si può parlare di tutto, abbiamo un po' di temi, dobbiamo parlare molto di promozione, quindi questa è la dichiarazione sicuramente più completa, più articolata che mister Russo ci ha dato. Allora, ripartiamo con gli altri argomenti, è stato sicuramente quel passaggio un momento per te, un non va, dobbiamo dire, no? Che ha portato alle dimissioni, e adesso vedremo appunto come procederà il campionato di questa grande squadra che è l'LME, con mister Migliore in panchina, che a quanto pare non è solo un traghettatore, almeno potrebbe arrivare veramente fino a fine stagione, come ha fatto capire il presidente Pattaro. Vi propongo un non va, ragazzi. Abbiamo parlato di migliori squadre che vincono sempre, come è stato l'LME di Russo e sembra continuare ad esserlo. C'è tornato un piccolo problema in Serie D, secondo turno, senza vittorie, servizio. La gran botta, non va. Per il secondo turno consecutivo tutte le regionali vengono sconfitte in Serie D. Abbiamo analizzato questi 3 risultati con mister Barbieri. Se tu guardi anche i risultati di domenica, le prime 8 hanno vinto, sì. Le ultime 8, a parte il Bassano che c'era uno scontro diretto, hanno perso. Continua la crisi del Chions, in 13 minuti subisce 2 gol dall'Adriese. Dove sta la crisi in questo momento? La mia idea, proprio a livello tecnico, ci sono troppi giocatori con le stesse caratteristiche. E adesso si giocano tutto, adesso in 5 giorni l'Avis e Portogruaro. E adesso è qua la stagione. Cioè, se fai 6 punti torni dentro nel giro dei play-out, perché adesso loro domenica vanno all'Avis, poi mercoledì vanno al Portogruaro. Quindi queste sono 2 gare secondo me da dentro fuori. Il Brianlignano perde 1-0 e chiude tra le polemiche per le scelte arbitrali. Adesso devono stare concentrati, giocare le partite, non perdere la sicurezza, non innervosirsi, perché poi vai a compromettere magari con una protesta o con una situazione, vai a compromettere altre gare, perdi una palla così, sì, quella è ecco, in sul uscita. gol. Trovi squadre organizzate che adesso hanno anche l'attaccante forte, Sì. La differenza è quella, la Serie D è questa, fai un mezzo errore, trovi l'attaccante che non tira fuori, fa gol. E a proposito di attaccanti, il Cianis Muzzane viene sconfitto al 93esimo, decide Pasquato. Qui c'è un movimento sbagliato proprio del difensore che va in uscita, che non serviva, rimane col tuo e vediamo come si sviluppa. Cioè, c'è un errore individuale che lo hai pagato caro, perché poi, ripeto, arriva la palla a Pasquato, che è un giocatore di questa categoria, è un lusso di questa categoria. Ma se perdi con Villavalle e con Campodarsego è un segnale, un significato chiaro? Per i playoff, dico. Sì, perché perdi con le squadre che per fare quel salto dovevi fare dei risultati. Eccoci qua. Allora, siete 3 opinionisti, abbiamo 3 squadre, vediamo chi si prenota. Chi vuole parlare del Chions? Non vi do la possibilità di parlare di tutto. Chi vuole parlare del Chions?
Nessuno vuole parlare. Chi vuole parlare? Io ero a vedere il Lignano, quindi se vuoi. Tu parli del Lignano, chi vuole parlare del Charlins? Io del Charlins. Tu vuoi parlare del Charlins? Allora tu... No, io parlo. A me spiace parlare del Lions perché effettivamente sembra la squadra più in difficoltà, mentre le altre, io Lignano l'ho visto e non meritava di perdere, c'è stato un errore individuale, diceva il mister, poi in questa categoria gli errori individuali pesano tanto, quindi per coerenza loro continuano a giocare ma hanno perso una palla sanguinosa. Kions invece pare veramente in difficoltà però oggettiva. Il tema ci ha dato delle letture il mister sui doppioni e le prossime due partite sono la stagione. Sì, è la terza volta che diciamo le prossime due partite del Kions sono la stagione, per questo sono un po' preoccupato e mi dispiace, me lo sono preso io il Kions, ma mi dispiace dover commentare una situazione davvero complicata rispetto alle altre due, che è più episodica la sconfitta che... Però Brian Lignano te lo sei preso, adesso ti dico sta cosa qua. Brian Lignano ha giocato, ha fatto ancora un altro secondo tempo importante e ci sono gli episodi, però un tema è Brian Lignano, troppe squalifiche. Va bene, sì, però allora faccio una piccola parentesi invece anche proprio velocissima per il Kions, che dico che è un campionato talmente lungo che loro almeno sanno che oggi devono comunque rimanere dentro il play-out e se lo dovranno giocare là, e insomma io ho ancora speranza che stiano, conoscendoli lotteranno fino alla fine. Lignano, allora è vero che nella carta ci sono queste squalifiche, però non ho visto, c'è anche un po' di sfortuna in questo, adesso non voglio attaccarmi a questo, però non ho visto una squadra completamente nervosa, sai quelle squadre che protestano sempre. Però non deve cadere nella trappola. Allora io ora a vedere, ci sono dei piccoli episodi in cui effettivamente si sono lamentati un po', in quel caso mi dispiace dirlo, ma l'arbitro, al di là della scelta del rigore, non è la scelta del rigore, lui non dà il rigore, in quel momento dà il calcio d'angolo, perché lo dà il calcio d'angolo, stanno andando per battere il calcio d'angolo, a un certo punto decide, fischia il triplice fischio e non fa battere neanche il calcio d'angolo, e da lì c'è la zuffa. Allora è un momento talmente delicato e quel minuto lì ha cambiato tutto quello che dopo ha portato l'espulsione di, almeno io poi ho visto anche le immagini, c'ero, e lo dico anche per Alessio, che è un bravissimo ragazzo, e lo dico anche per l'amicizia che ho e per la stima che ho per Alessio, che effettivamente il ragazzo non ha dato assolutamente alcun pugno. No, non è un pugno, però è una condotta che comunque... Ma la condotta Massimo, sono in 15 giocatori. Ci capita quei momenti in cui il guardaline, non so perché, vede Alessio, però non ho visto una cosa eclatante, cioè una squadra, ci sono, potrei fare mille esempi. Non ho letto il referto, non so se c'è scritto pugno. Io l'ho letto e c'è scritto pugno. C'è scritto pugno. E non va bene, perché anche questo, in questo momento la buona sorte poi te la devi anche andare a cercare, ed è vero, sono d'accordo con te, quindi forse andrebbe resettato Lignano a dire ci dice male tutto quello che facciamo, stiamo zitti. Però è anche un po' sfortunato in questo. Variola, Alessio, non bisogna creare quello che ha detto Barbieri, bisogna riuscire a stare tranquilli. Esatto, però l'hanno fatta anche e soprattutto quella di Mutavci più da ingenui che da squadra. Non si sente un nervosismo, cioè è ingenuo, qualche ingenuità singola. Sono d'accordo. Allora, tra l'altro nella giornata assurda dell'arbitraggio, scelta del Brian Lignano tra l'altro è quella di non parlare dell'arbitraggio, non è che fa dichiarazioni, sta lì a piangersi addosso, solo che ovviamente dice stiamo attenti perché continuiamo a prendere squalifiche. Parlo io, allora questo non so se è rigore o no, è discutibile, però vedere l'immagine. Ma poi sai cosa è successo anche? Che gli hanno dato anche 500 euro di multa. Per l'ambulanza, che invece c'era. Sì, c'è l'immagine proprio della partita. C'è addirittura, ti dico anche in giornata di oggi, hanno chiesto certificato anche dell'ambulanza, esatto. Sì. E nel referto che io ho letto c'è bollino rosso dove assenza di ambulanza. Cioè capisci che lì è sfortuna, l'ambulanza c'è, non è che ha commesso un errore Lignano, no? Cioè, ha un po' di non buona sorte. Questa schermata qua magari non può dire, no? Devo vedere la squadra in campo, eccetera. L'immagine è di quella giornata lì. La telecamera che riprende la partita, 90 sì, infatti, dopo lo vedi, basta andare avanti con le immagini. Poi c'è il certificato degli operatori dell'ambulanza. Sì, infatti, incredibile. Quindi, insomma, questa situazione è Brian Lignano. Chiudiamo col Cianis, mi sono chiesto se appunto, no, abbiamo detto non riesce a fare
di nuovo il salto verso i playoff. Domani, nella puntata che dedichiamo ai giovani, abbiamo parlato con Thomas Randon, che sta guidando gli allievi dell'Under 17, però vi propongo, perché abbiamo già realizzato l'intervista, è tornato un po' sul Charlis Muzzane, no? Per lui è stata una cosa importante la Serie D. Sentite cosa ci ha detto, perché gli ho chiesto, guardandolo adesso, questo Charlis Muzzane, e guardando il tuo passato, sentiamo cosa ha detto. Era l'obiettivo che volevo raggiungere, l'ho raggiunto, e come ci siamo detti, non so, 2 o 3 mesi fa, quando ci siamo incontrati, non facciamo altro che tornare indietro, prendere la rincorsa e ripartire, insomma. Certo. Il Charlis Muzzane attuale, secondo te, ha trovato la serenità? No, non credo. Non ancora. No. Non credo. Ha bisogno c'è qualcosa che non quadra, ecco, secondo me. Perché troppi anni per gli investimenti fatti, per la passione che ci mette il presidente, il salto doveva esserci già, e fanno fatica, perché anche quest'anno, premetto che non seguo tantissimo, anche perché tra sabato e domenica vedo talmente tante partite che arrivo la domenica pomeriggio che faccio fatica, e mi sembra che sia un campionato che comunque alla fine che non spinge ancora, insomma. Senza infamia, senza lode. Cosa pensate? Visto che ci sei prenotato, parti tu? Sì, parto io. Dico che il Charlins quest'anno ha una sua identità, una bella fisionomia. Effettivamente quando deve fare il salto di qualità sta facendo fatica. La partita che ha perso in casa mercoledì scorso ne è l'esempio, ma contro una squadra veramente ben attrezzata. Manca ancora in questo passaggio, però secondo me sono sulla strada giusta. L'allenatore ha creato un buon clima, la squadra è buona. Per me il Charlins alla fine dell'anno, non ti so dire se c'entrerà ai playoff, che me lo auguro, ma sicuramente sta mettendo le basi in maniera marcata rispetto agli anni precedenti. Quindi io tutto sommato, nonostante due sconfitte che fanno male, specialmente l'ultima, ma ho l'impressione che sia la strada giusta. Su quello che sulla percezione che ha avuto Randon, voi come... Ho detto una frase, no? Troppi anni di Serie D, che è comprensibile rispetto alle ambizioni e agli investimenti che sono stati fatti, però io dico ben venga che c'è una certezza friulana in Serie D, perché è l'unica squadra che comunque, di riffo di Raf con le difficoltà soprattutto dell'anno scorso, però proprio fa la Serie D da protagonista. Il tema era, sulla domanda, era proprio questo. Dopo lui è stato protagonista purtroppo nel periodo peggiore, no? E io dico, e invece quest'anno c'è, no? la nuova serenità, e lui dice come non è ancora, come dire, la vera serenità è quando riuscirà a fare quel salto lì. Aggiungo io come interpretazione. Ed è vero. E quello un po' può essere un po'. Ma il trucco sta nel dare continuità agli allenatori e soprattutto allo zoccolo duro di una squadra che devi creare. Quindi la strada è giusta, se si continua. Sì. Ok, vuoi dire qualcosa? No. Perché sorridi? No, sorrido perché anche quella frase che dice Randon, che ne abbiamo già parlato di questo, dà corso sempre a quell'attitudine quando si parla di Charlins, che si dice, il Charlins è una squadra che deve vincere, quindi anche la Serie D non va bene, troppi anni, ma non è vero, perché quest'anno invece i risultati arrivano dove ci sono anche meno proclami, dove giustamente, come dice Davide, bisogna tenere la barra dritta, la base si sta finalmente creando e da lì poi arriverà, ma non che per scontato, perché il Charlins, perché hanno un presidente strepitoso. Peccato, no? Queste due lì, anche l'ultima. Peccato. Però nel senso che vuol dire che non sono ancora pronti e da lì cominceranno sta facendo un ottimo campionato secondo me Charlins. Mi piace ma non solo lì, Charlins sta facendo un settore giovanile che è incredibile, e anche lì Zanutta sta spingendo fortissimo. Zanutta non vuole più prendere fuori quota da fuori, vuole portarseli su da solo, e questa è una cosa che per me, specialmente sul discorso fuori quota, dove andiamo a prenderli in giro per mezza Italia, di settori giovanili professionistici, vediamo se riusciamo a tirarci fuori qualcosa in casa, quindi il percorso assolutamente. Bene, tra l'altro Pentima, no?
il portiere esatto, è andato all'Inter, bel prospetto. 2008. Quindi, bene, abbiamo visto anche è un non va, no, però la Serie D, nel senso che seconda volta 3 sconfitte, questo sicuramente va detto, no? È un brutto dato. Non ti lascio solo, non ti lascio solo, perché adesso arriva un altro ospite, perché ho voluto creare questo contraltare, ovvero purtroppo in questo caso per te, tu sei un allenatore che sta cambiando spesso, no? Squadra, Cormons, Forum, adesso l'ME, futuro un'altra, quest'anno è successo quello che è successo, insomma, ma però ci sono le storie poi degli allenatori longevi, no? Delle lunghe storie d'amore nei dilettanti. Quindi adesso vi racconto questa storia, scoprirete anche il protagonista, ma qua annuncio il protagonista, che è Giordano Mister del Torre, e un piccolo riassunto. Siamo andati a cercare di pescare un po' di nomi che si sono legati per molti anni con una società. Non ci sono tutti, però insomma qualcuno l'abbiamo recuperato. Servizio. Il Ferguson dei dilettanti lo troviamo a Torre. Eccolo lì dopo 15 anni, ancora con la stessa grinta, passione, ironia e il giusto disincanto. Michele Giordano continua a guidare i viola dai successi dei primi anni, tra vittorie di campionato, una Coppa Promozione, alla lotta a salvezza di questa stagione. Se Torre è diventata una piazza dilettantistica dove si gioca con serietà e sorrisi, lo si deve proprio al binomio Schiavo-Giordano. Una rarità ormai trovare nei dilettanti dei rapporti così longevi, delle storie d'amore così lunghe. Qualche caso: oggi Moras guida per il 4º anno il Brianlignano, De Agostini, che Tamai aveva già allenato, al 3º anno consecutivo per un totale di 7 stagioni. Piazza abituata ai legami duraturi Tamai. Vedi Tomei e Morandin, rispettivamente 5 e 6 anni. Guardandoci indietro ricordiamo Tita da Pieve, che ha messo radici al Porcia con ben 11 anni consecutivi. 11 anni in totale invece a Gemona per Cortiula, che anche col Fagagna si è legato per 2 cicli. In rossonero altri allenatori simbolo sono stati Renato e Mauro Lizzi. Il San Daniele degli anni d'oro, capace di vincere una Coppa Italia, ha visto protagonista per 6 anni Roberto Bortolussi. A Tolmezzo, mister di lungo corso in eccellenza, invece Raffaele Maisano. A Tricesimo, un vero e proprio mito, Paolo Peressotti, 10 anni di puro spettacolo. A Casarsa, iconica la figura di mister Flaborea, 9 anni e una storica promozione, ed ora anche responsabile del settore giovanile. In giallo-verde è importante anche la figura di Enzo Piccoli, che si è legato anche a San Vitese, 6 anni, e Centro del Mobile, 5. A Gorizia il simbolo recente sicuramente Enrico Coceani, mister della Rinascita per 7 anni e ora direttore operativo. A Gradisca importanti le figure dei compianti Giuliano Zoratti e Agostino Moretto, rispettivamente 6 e 8 anni nell'Itala di Bonanno. A Trieste figura di riferimento Marzio Potasso, 6 anni al San Luigi e ben 20 anni al Muggia, dove ha chiuso la sua carriera riportandola in eccellenza. Storie d'amore dove non contano solo le vittorie, ma quella rete misteriosa e davvero vincente che sono i rapporti personali. Da lì è arrivato qua mister Michele Giordano, dal campo di allenamento ai nostri studi, benvenuto. Buonasera a tutti. E allora dobbiamo parlare delle storie d'amore. Pier, questo è un argomento bellissimo, no? Tu che sei romantico come me, no? Questo è un argomento che meritava, no? Sì. E torno un po' al discorso di prima, che è incredibile come una società non dia fiducia ad un allenatore che magari vince tutte le partite. Nel caso del mister, io mi ricordo abbiamo giocato contro, addirittura forse contro anche da giocatori, pensa quanto sono vecchio,
e hanno superato dei momenti positivi, dei momenti negativi, Certo, eccetera, certo. trovando sempre una soluzione, ed è una cosa assolutamente anomala in un mondo frenetico come quello del calcio in generale, non solo quello dei dilettanti. Allora, rapida battuta prima della pubblicità e poi inizia questo secondo tempo di terzo tempo. È una storia d'amore quella col Torre? Posso dire di sì, perché alla fine si tratta di questo. Come tutte le famiglie, alti e bassi, l'amore va sempre alimentato, e credo che questa cosa sia che a Torre abbiamo trovato il massimo. L'ambiente giusto per vivere questa poi, storia. Cioè, come tutti gli amori possono finire come non finire, però per ora va tutto bene. Ci sono sempre delle cose da guardare, perché alla fine tutto sei lì da 15 anni, tutto bello, ma sì, sei lì da 15 anni, però la società è una grande società, è seria. Il nostro lavoro come tecnici, diciamo che cerchiamo sempre di dare il massimo, quindi una famiglia va avanti che così, chiarendo sempre delle cose che comunque non vanno bene, perché è normale che l'amore è bello se non è litigarello. No? Quindi qualche volta hai anche litigato. Madonna. Ah, ok. Allora, pubblicità e poi il secondo tempo di terzo tempo, fra poco. Eccoci qua, allora, secondo tempo, dobbiamo fare la nostra corsa con tutti i temi più importanti, perché avete tutti finito gli allenamenti e adesso guardate il terzo tempo, no? Primo argomento, le lunghe storie d'amore, la grafica, no? Abbiamo aperto parlando del caso Russo, dopo pochi mesi purtroppo si separa dopo un campionato perfetto, e c'è chi riesce a durare tantissimi anni. Abbiamo anche riassunto con una grafica questa cosa, segnalo 15 anni consecutivi Giordano, il nostro ospite di stasera. Potasso ne ha fatti 20 in momenti diversi anche con i giovanili, però è riuscito a fare 14 consecutivi con il Muggia, no? Di consecutivi c'è Coceani con 7, poi 6 ne ha fatti Bortolussi consecutivi, Maisano, Piccoli, Bortolussi in totale ne ha fatti 7 a San Daniele. Insomma, alcuni dei nomi, ma quindi 15 anni, però poi quando arrivi al 15° anno, però uno potrebbe dire, ma e le motivazioni, non vorresti provare altro, non si rischia di sedersi, di non riuscire più a trovare gli stimoli? Boh, non direi, perché se il rapporto va avanti, adesso al di là delle battute dell'amore, probabilmente abbiamo dato qualche anno fa, forse 10 anni fa, abbiamo dato importanza al settore giovanile del Torre, che era lì, arrivava l'Under, gli allievi Under, in prima squadra, quando sono arrivato io, non ce n'era. Poi nel momento di difficoltà della società, Claudio Schiavo mi guarda e fa: cosa facciamo? Ha detto: facciamo con un settore giovanile. E da lì? I fondi ce n'è pochi, però fai quello che ti senti, cosa dici tu? Andiamo avanti. Abbiamo cominciato, infatti nella rosa della prima squadra abbiamo dai 10 ai 12 giocatori del settore giovanile che hanno giocato, sono andati via, sono tornati. E più adesso abbiamo dei 2007 che l'anno scorso hanno vinto gli allievi regionali, che stanno giocando anche sono nella rosa nostra, che è giusto farli giocare. Assolutamente. Sì. Tu ovviamente hai avuto un momento fantastico, la scalata dalla prima all'eccellenza con tanti bei giocatori, Sgroi, Giordani, no? Zorzi, Mantellato, esatto. Allegretto, poi dimentico sicuramente qualcuno, Biagio, Melon, tanti bei giocatori. E allora senti che cosa dice uno di quei storici giocatori che stasera sarà protagonista, tornano le interviste a tu per tu di terzo tempo, senti cosa dice Nicola Giordani. E quell'anno in cui io sono arrivato è arrivato anche Michele Giordano, allenatore attuale del Torre, dopo 15 anni. C'era Paolo Peressin, sono arrivati 3 o 4 giocatori con cui si è creata un'alchimia secondo me irripetibile. Io non l'ho mai vissuta, ma credo che veramente siano rari i casi in cui si creano queste circostanze per cui gruppo giocatori, allenatore, società,
prima di tutti Caio, stavano bene, come abbiamo detto prima, e lì abbiamo vinto subito il campionato e poi è iniziato un percorso lungo. Giordano ancora lì, cosa mi vuoi dire di lui? Beh, di lui ti dico che se è ancora lì c'è un motivo, che adesso secondo me la sua sfida da 2 o 3 anni a questa parte è proprio quella di, insieme alla società, di far partire un nuovo ciclo. Allora, mister, questa è la sfida, il nuovo ciclo che dicevi, no? Il nuovo ciclo, sì. D'altronde io ho sempre quei 2 o 3 punti di riferimento in spogliatoio, è normale, però vedo che, oppure in sti anni, più si è chiari con i giocatori, e anche le cose dirette sempre tra di noi in spogliatoio, chiarire le cose che non vanno, perché ci sono stati momenti che si sono trascinate quelle piccole e sono diventate un po' più grandi, ed era già troppo tardi. Invece così forse una delle forze è proprio quella lì, essere sempre chiari e con tutti. Non è perché è Giordani ti lascio stare se non fai allenamento, o perché sei giovane se non fai allenamento non giochi, no. Lì si è sempre creato quella parità, anche se sono il primo che dico in spogliatoio, il vecchio comanda, non c'è niente da fare, comanda come regole, logico, perché il giovane deve crescere, deve essere preso per i capelli, non deve fare cose che non vanno fatte. Il vecchio quelle cose le sa perché ha giocato di più ed è giusto sentire la loro versione e seguire le loro regole. Certo, allora in 15 anni c'è stato un momento in cui hai rischiato di separarti col Torre o no? Quest'anno. Sì? No, c'erano voci prima della partita col Martignacco, c'era qualche voce, è ora di cambiare, sentivo, ma sai, uno sente, no, nell'aria, ma non in spogliatoio, perché io ho sempre sentito la squadra, no? E il DS era con me perché sento, però sai, ci sono i consiglieri, ci senti, ti vedi come ti guardano, d'altronde sei stato giocatore, quindi certe cose le sai, le percepisci. Dico ragazzi per il Martignacco, sapete che se oggi non facciamo punti rischio di andare a casa, che ci sta per nel calcio, chi salta, visto che io ho messo la faccia che non volevo acquisti. Non volevo acquisti, se no di categoria siamo tra virgolette superiori che possono darci una mano, però a parità o meno non. E poi hai vinto 1-0 col Martignacco con gol di Bright. Sì. E ultima cosa prima di andare a toccare gli altri temi, il rischio di essere visto solo però come l'allenatore del Torre e basta, come dire, Giordano dopo il Torre dove va? A te frega qualcosa? No, andresti da un'altra parte dopo il Torre? Ma quello non si sa, però qualche squadra va in cerca, da come mi sono arrivate voci, va da Claudio, cosa fai del mister? Lo lasci libero? Va, l'è mio, dove parlare con me. Però è vero che il segreto è anche il vostro rapporto. Sì, io lo conosco da più di 30 anni, al di là del calcio, che la prima frase che ci siamo detti 15 anni fa, il calcio è una roba, l'amicizia è un'altra. E siete riusciti sempre. Però sai che devi vincere il campionato. E l'ho vinto. Sì. L'hai vinto. Così l'amicizia. È consolidata. Ha detto due grandi cose il mister. All'interno dello spogliatoio gerarchia e chiarezza. Sì, anche se rispetto, sì. Ho sempre detto rispetto, c'è qualcosa che... E il calcio è sempre funzionato così. E si presume che continui. Si presume, però è vero che non si riesce più a fare questo tipo di storie anche nel mondo dei dilettanti? Guarda, io sono sempre stato contrario agli esoneri degli allenatori. Qualsiasi esonero io lo considero sempre un errore societario. Partendo da questo concetto, dopo essere così longevi, è un po' più complicato. Devi essere bravo, devi riuscire a far collimare i risultati, però credo, Pier, guardo te su questo tema, vediamo se mi dai manforte, è che sia proprio uno stato mentale, no? Cioè se ormai l'allenatore viene visto come quello che devi chiamare, che deve lavorare in un certo modo, fare risultati, eccetera, e il rapporto viene dopo, queste storie caleranno. Sì, sono d'accordo. Beh, loro poi sono due uomini di calcio. Ecco, una cosa
una parte ingrata, la serata delle provocazioni, ne faccio un'altra anch'io, che spesso gli allenatori sono giudicati da persone che non hanno mai giocato a calcio. E quindi questa cosa qui diventa ingestibile nella misura in cui si va a percezione, quindi ma non fa giocare quell'esterno lì, e magari non sanno che quel ragazzo lì in settimana non si è allenato, eccetera. Quindi è davvero complicato riuscire a trovare la parola magica, l'alchimia che hanno trovato loro, ma sono tutti e due uomini di calcio, quindi poi parlo di Claudio e del mister, ovviamente è un po' più facile capirsi. È difficile se no trovare queste storie ormai? È difficile anche perché ci si spora sempre in due, e quindi non sempre è la società che manda via l'allenatore, ma a volte anche l'allenatore che dice sto fatto bene un campionato, ho voglia, sono ambizioso, oppure ormai c'è anche questa attitudine degli allenatori che dice dopo 2 anni prendo e cambio, oppure come succede che mi pare, voglio fare io il fornasiere un aneddoto, mi sembra che è stato Giordano a far fuori Russo, perché l'ultima partita che fa Russo l'ha fatto perché gli ha fatto 2 gol, quindi ha fatto fuori Russo. Come si fa a prendere 2 gol? Perché l'ultima partita mi sembra che sia stata Torre che ha allenato, è stato Torre la variante. Ecco, appunto. No, ma secondo te, che tu appunto ti hai detto cambi spesso, fare una storia così diventa davvero diciamo più complicato. No, non è difficile, è impossibile. Bravi a continuare, ma sicuramente continuano perché fra i due comunque c'è onestà, c'è schiettezza e non c'è nulla da nascondere da parte di entrambe le parti. Quindi il rapporto può andare avanti e sono sicuro che se il mister potesse allenare una squadra fatta per poter vincere, il campionato lo vincerebbe. Bene. Grazie, questo è un complimento. Dopo che le foto fuori. Da te poi. No. Mister, però insomma tu hai ancora lo stesso entusiasmo? Di quegli anni lì che mi riguardo, facevo un servizio, ho recuperato quei filmati. Sai, forse di più perché io sono partito a allenare dalla seconda categoria, no? E essendo stato magari un giocatore nel mio piccolo, tante cose da allenatore che dovevo fare portieri, preparatore, così. Però era bello, cioè, perché la possibilità che mi ha data il San Martino con Del Savio, il papà di Sebastiano, quello che gioca a Laviano, è lui che mi ha detto Miki, tu devi allenare. E io avevo smesso giovane, avevo 34 anni, ero lì che giocavo, la squadra andava bene, andava male, 0 punti, mi sembra, pochi punti in 7-8 partite, eravamo ultimi, il mister è andato via, si è rimasti lo sbando, fa Miki devi allenare tu. Io ho detto guarda, io non ho mai allenato, però se alleno non gioco, perché ho detto o faccio una roba o faccio un'altra. Lì ci siamo salvati all'ultima giornata della seconda, poi ho ripreso, però devo dire che è sempre stato uno stimolo, no? Ogni anno finiva a maggio, io devo aspettare agosto per ripartire, sì. E magari già perché con Claudio c'è il rapporto verso fine stagione, comincia chi che vedemo, chi tignimo, chi ciolemo, sì, sempre le cose Comunque la risposta che ha dato Massimo bisogna evidenziarla perché gli hai chiesto dopo 15 anni se è ancora stimolo. Di più. Lui dice di più, fantastico. Perché è un percorso e quindi hai accumulato come tutta oggi, questa voglia. No? Ci siamo allenati, ok, guardavo l'ora, ma siccome domenica abbiamo una partita importantissima, finché non ho finito il mio lavoro, non potevo lasciare la squadra. Però grazie che sei arrivato comunque perché ci tenevamo a fare questo No, bello, poi mi piace stare qua con voi che sapete di calcio. Loro sì, sono di calcio. No. Allora, 2 temi che riguardano la promozione. Una è il Pordenone, che riparte vincendo, ma sentite cosa ha detto Campaner, perché si parla sempre della vittoria scontata del Pordenone. Sentiamo il mister, Ciccio Campaner. Tutti dicono che i campionati sono finiti, vi dà fastidio quando viene detto questa cosa? Sinceramente sì, perché non è facile, sembra che sia tutto dovuto e non è tutto dovuto, abbiamo degli esempi nella realtà qui vicino, Massimo lo sai benissimo anche te, il Cerisa l'anno scorso con una squadra per portare a vincere non vuole portare esempi negativi, è retrocesso, quindi non è così facile, bisogna essere bravi a lottare fino alla fine, a fare quello che siamo stati chiamati di fare. E quando si dice che per voi è tutto facile, un po' mi dà fastidio. Cosa vedete voi due su questa cosa qua? Beh, che ha ragione Ciccio, assolutamente. Vivevi un po'
la stessa cosa. Ma assolutamente sì, anzi ancora peggio. Magari lui aveva un ambiente diverso da quello che avevo io, ma sicuramente a noi dicevano che il campionato l'avremmo vinto senza mai perdere una partita, che poi è quello che stavamo facendo alla fine. Sì, però sentirlo dire e viverlo così diventa fastidioso. È fastidioso, sì, anche perché poi si convincono tutti di questo. Devi lavorare su quello poi, esatto. No? Mister Giordano, però è un po' scontato, resta comunque o no? È scontato. Ecco, punto, giusto per... perché lui lo fa, io conosco Ciccio, sono un amico, è un bravo allenatore, ha una squadra forte, cioè nascondersi non può, lui tende, butta acqua sul fuoco, lo conosco, però sa anche lui che ha una squadra forte in mano, che se non vince il campionato sbaglia, si è fatto un buco, perché comunque la società vuole vincere il campionato. Però magari non è scontato il percorso della vittoria, no? No, ok, non è scontato, ma... Anche perché domenica ha vinto una partita molto sporca, Sì, però ha fatto ragazzi, fatica, l'hai visto, non hanno giocato bene. Non è, secondo me, era come 15 anni fa sono andato a Torre e vince il campionato, se non vincevo avevo fatto un buco, e lui è uguale. E quello si sa. Cioè lui è uguale, lui sa che lo vincerà dentro di lui, perché lo conosco bene, è ambizioso, è bravo, e sa mettere la squadra giusta ogni domenica, vince sporco, vince bene, però vince, quindi l'anno scorso ha vinto, che aveva quanti punti di svantaggio? L'anno scorso fa una gran vittoria, però quella cosa che ha detto, occhio, ci sono esempi di cose scontate che non sono diventate scontate, farle diventare scontato è un altro tema, no? Io sono d'accordo abbastanza con Ciccio invece, perché effettivamente, anzi a volte è anche un po' più problematico partire da favoriti e riuscire a vincere. Chiaro che lì i livelli sono talmente diversi e forse è anche più facile farlo in una categoria come le promozioni che farlo ad esempio in Serie D. Sì. Poi va anche detto che può capitare anche l'anno che non vinci perché c'è una sorpresa, una squadra che sta a fare un super campionato, e invece quest'anno in entrambi i gironi mi sembra che non ci sia quell'alternativa di squadra che possa dar fastidio a quelle due. Anni fa c'era il 13° che è arrivato davanti al Pordenone. Anni fa, l'abbiamo raccontato. Che c'era per il shot. Sì, esatto, ma è stato un caso. È stato un caso, una vittoria, esatto, no? E allora effettivamente quest'anno non c'è neanche quella figura lì, effettivamente. Senti, invece, hai detto partita importante con la Spar Cordovado, c'era paura della retrocessione quest'anno, anche per voi? Paura è ogni anno, quest'anno di più. Si lotta, siamo ripartiti il girone di ritorno con un punto, con la Buiese, un buon punto. Però ragazzi, abbiamo trovato domenica prima la variante Russo, cioè, visto anche lui, cerchiamo, noi lottiamo così, però prendiamo tanti gol. Questa è una nostra pecca che stiamo lavorando, abbiamo recuperato Bucciol che per noi è importante e si è visto sia col Martignaco che domenica, e adesso lavoriamo. E adesso c'è questo ritorno. Ovviamente voi siete in piena corsa, no? Però retrocedono tante, retrocedono 7. E allora torniamo su quella provocazione di mister Favero, con una premessa. Favero non fa questa provocazione per mettersi a piangere e dire sa che il campionato è così, sa che l'hanno scelto i presidenti e non ha bisogno di trovarsi una giustificazione, però dice di base ci ritroviamo a giocare un campionato che ha delle caratteristiche e secondo lui le caratteristiche sono queste, sentiamo. Una cosa imbarazzante in questo campionato, comunque questi 2 gironi di campionati di promozione sono abbastanza farsa, perché tante retrocessioni su poche squadre non possono delineare il campionato, come posso dire, serio, cioè sembra un torneo a Vernasso, quindi va bene, ne prendiamo atto, lo sappiamo, non è che molleremo adesso, proviamo a salvarci, proviamo a fare meglio che si può, però comunque la riforma dei campionati non è una cosa che si scopre solo
adesso, lo si sapeva già, andiamo avanti, cerchiamo di fare il girone di ritorno meglio possibile, però oggi sono contento della prestazione dei miei ragazzi che hanno tenuto testa alla seconda in classifica. Ecco, quello che conta è che l'Union 91 c'è ancora. Sì, assolutamente sì, sono dei ragazzi seri e alleno degli uomini veri e delle persone veramente encomiabili. Diamo sempre tutto in allenamento e daremo tutto in campionato, qualsiasi esso sia il risultato. È ovvio che è una dichiarazione comunque che ti arriva a caldo, no? Perché tu stai giocando e ti esce anche la dichiarazione spinta dall'emotività, no? Però voi cosa volete dire su questa che diventa una provocazione che ci porta poi a riflettere su un tema che già conosciamo? Quindi questa promozione è diventata proprio così? Chiediamo due protagonisti e poi il giro delle opinioni. Giordano. Purtroppo qualcuno ha voluto questa strada. I presidenti, non l'ha voluto Canciani, l'hanno voluto i presidenti delle società. Hanno voluto questa strada e ci siamo adattati, probabilmente in poco tempo. Perché... Ma è agonisticamente diventata così? È imbarazzante questa categoria? No, è imbarazzante che 7 retrocessioni su 15 squadre, quindi questo sì è imbarazzante. Ma... Russo? Diciamo che forse potrebbe diventare imbarazzante fra 5-6 partite. Non è ancora così. E quindi questa dichiarazione di Favero voi come la prendete? No, dichiarazioni intanto garbatissime com'è nello stile della persona, quindi certo a caldo e non ha voluto cercare degli alibi sicuramente. Imbarazzante forse è un aggettivo forte ma rende l'idea, insomma diventa un po' demotivante per alcune squadre, ma la domanda vera è a che pro davvero è necessario ridurre il girone di promozione per inseguire una qualità che mi devono poi spiegare. E la tua risposta qual è? Secondo me no, anche perché va a togliere un po' di aderenza territoriale ad alcune squadre e quindi va a togliere un po' di derby, va a togliere un po' di identità territoriale, quindi io sono contrario proprio al fine, mezzo è peggio ancora. E la mia provocazione allora è che se tu diventi la promozione questa categoria importante che ha voglia poi di creare promozioni perché l'eccellenza è abbordabile, non si rischia che l'eccellenza rimane unica, diventa il campionato meno interessante perché poi in eccellenza ci sono poche squadre che vogliono vincere e quindi l'interesse, la categoria di riferimento diventa la promozione e quindi sposti indietro l'importanza delle categorie e perde di valore l'eccellenza. Avvocato, mi ha seguito nella mia disamina? E ti dico anche la verità che non avevo mai pensato, non avevo mai letto la riforma da questo punto di vista. Potrebbe essere una chiave di lettura che potrebbe avere un seguito, sicuramente avrà forse più interesse, ma io che mi sono sempre manifestato, palesato anche agli organi che hanno deciso di fare la riforma, sono sempre stato contrario e sono d'accordo, ma per una molteplicità di cose, nel senso sicuramente anche territoriale, ma anche di tesserati, anche la qualità, sì, non penso che adesso devo andare a cercare la qualità in un girone di promozione, la qualità, ci sono altri campionati per vedere la qualità. Poi non vinceremo i mondiali perché riduciamo. Ma questo è un pensiero mio, tu dici una cosa giusta, perché il Presidente sente le società e le società dicono sì, facciamo la riforma e il Presidente correttamente la fa. Io, persona mia, dico no, ma potremmo, se vogliamo, facciamo una trasmissione un giorno volentieri e ti faccio un elenco di cose che nel medio periodo, 5 anni, potrebbero verificarsi. E poi un'altra cosa, guardo anche nelle altre regioni, è vero che noi qua vogliamo qualità, però come ci sono meno giocatori in Friuli, no, percentualmente ci sono meno giocatori anche in Veneto, eccetera eccetera, però là rimangono 4 gironi di promozione, nell'altra regione rimangono quelli, non si cala, cioè, si va avanti così. C'era necessità in Friuli Venezia Giulia di fare un girone solo, poi ritorno là a fare un girone a 18 squadre, cui turni infrasettimanali di ragazzi che devono giocare, che lavorano e che dopo ci dicono certe cose e invece li porti a fare un impegno sicuramente più gravoso. Certo. Però hanno deciso, e però io mi limito a dire che il mio personale parere, ma l'ho sempre palesato e non mi vergogno a dirlo, è questo. L'abbiamo sviluppata, manca solo Barlocco se voleva aggiungere qualcosa sulla dichiarazione di Favero. Io presumo che Favero abbia detto quello che pensano più o meno tutti.
perché lui forse era la persona meno addetta a dire una cosa del genere, avendo sposato ovviamente il progetto, sapendo che sono 7 retrocessioni. Ma la domanda è, ma 15 squadre che retrocedono? 14 forse, 15. 14 forse 15, hai ragione tu. Dove vanno tutti questi giocatori? Dove vanno i fuori quota? Dove vanno i 2004 che non sono più fuori quota al prossimo anno? Me li ritrovo a giocare nei campionati, me li ritrovo in Carnia? È questo il punto. Hanno delle categorie inferiori che poi bisogna anche portare rispetto alle categorie, perché adesso parliamo della promozione, però lo scorso anno in seconda categoria c'era lo stesso problema, sono retrocesse tipo 8 squadre sì, per ogni girone, poverini, quindi anche là hanno subito... Ma che oltretutto se quest'anno, se tanto mi dà tanto, vuol dire che il prossimo anno succede in prima categoria, quello che è successo in promozione? Sì, pian piano, sì, perché saranno 3 gironi ridotti, perché quindi si arriverà a 2 gironi di prima. Ok. Allora, in questa puntata abbiamo terminato anche con le provocazioni, che però cosa fanno? Portano a continuare a fare delle riflessioni, poi queste riflessioni ognuno le prenderà, le recepirà come meglio crede, e dopo 3 discorsi così impegnativi abbassiamo un attimo i toni, andiamo con un po' di terzo tempo con Gabriele Magrini a Casarsa. Però oggi ti vediamo invece oggi ho la faccia, a differenza di San Vito che ero senza faccia e senza vocali, qua invece ho tutto. Rispetto a domenica scorsa, adesso mi sento un uomo migliore. Allora io ho preferito rimanere qua con te a bere dei colpi anche se sei No, io non posso, sono in Ramadan. Marcon ha detto che stava bevendo succo, ma in realtà non è così. No, il ghiaccio è qualche alcolico. Il ghiaccio è alcolico. Bevi tu per me. Bevo e come per te. Grazie mille, ci vediamo prossimamente. Ma grazie a te di esistere. Insomma, questo Magrini con tanti avventori del chiosco di Casarsa, perché abbiamo raccontato il derby, stasera siamo in onda di mercoledì, ma alle 19:30 abbiamo proposto speciale dedicato al Casarsa. Allora ci piace sempre fare anche una risata con la gente che va a seguire le partite, perché dilettanti, ricordiamoci, è importante anche chi segue i dilettanti. Chiudiamo, dobbiamo andare con le nomination, ci manca il miglior allenatore e il miglior giocatore. Via con la prossima nomination. Mauro Serini col Tolmezzo ha realizzato record, ha vinto un campionato e dopo una brillante prima stagione in eccellenza quest'anno è stato chiamato a confermarsi, a lasciare il Tolmezzo in buone acque, ci sta riuscendo. La partenza in questo girone di ritorno è importante, seconda vittoria in trasferta consecutiva a Fiume, la sua squadra gioca una gran partita e così Mauro Serini a suo modo riesce sempre ad essere una certezza e lasciare tra le certezze il Tolmezzo. Sai perché, Barlocco? Perché comunque Serini quest'anno ha dovuto superare un po' di perplessità, perché no? Quando stai tanti anni poi arriva l'anno un po' più difficile, no? E dopo torno da te, Barlocco. Sì, dipende sempre dai giocatori che hai, quanti ne cambi, che rapporto hai lasciato a maggio, il mercato che fai. Però, ecco, qui siamo di fronte ad un allenatore che ogni anno è riuscito, parte in partenza, poi è riuscito a consolidarsi. E quindi, secondo me, vale questa ripartenza. Sì, Mauro... Allora, diciamo che l'anno scorso ha fatto qualche cosa veramente di incredibile, Mauro, perché sono partiti fortissimo, dopo hanno avuto una flessione, però diciamo che era una squadra che aveva delle perplessità e non sapevamo come avrebbe potuto affrontare un campionato di eccellenza. Quest'anno la squadra vi posso garantire che è molto molto competitiva, è una squadra formata da giocatori veramente di spessore, tant'è vero che ne abbiamo parlato spesso, diciamo che è quasi un Tor Viscosa 2. Occhio che potrebbe essere un non va il Fiume, secondo me la prossima partita del Fiume è decisiva, forse anche per mister Muzzini. Ma mi passi Serini o un altro? Te lo passo mi passi Serini. Paolini. Non ti passo Serini. Dimmi chi vuoi. E ti dico anche perché dobbiamo dare, giustamente rimarcare, dare un premio a un allenatore che vince tutte le partite in casa
E io in questo caso ti dico proprio Simone Bruno. Ma potevi lasciare la squadra allora, No. perché abbiamo già dato Bruno, no? Simone, io ti dico Simone Bruno. Benissimo, Bruno. Tu mi confermi Serini? No, ti arrabbi adesso perché anch'io avevo in testa Simone, però avevo proposto la provocazione facciamo Amedeo Russo perché No, volevo dirlo io. io vorrei fare questa cosa, non so se legalmente si può fare, abbiamo un Non è avvocato, legale. però anche la vittoria di domenica è merito suo. Adesso Era a gennaio già, se si può siamo fare, oltre. se si può fare lo faccio, sarebbe una cosa clamorosa. È una provocazione, è la serata delle provocazioni. Allora la tengo Amedeo Russo. Quindi devo decidere tra Serini e la proposta di Bruno. Chi mi aiuta? Serini. Vabbè, Serini. Lasciamo Serini, dai. Passa Serini come miglior allenatore e io adesso vi faccio vedere il miglior giocatore. Sceso dalla Serie D con il Brian Lignano, torna a Monfalcone e subito incanta il Boito, gol d'autore, prestazione a tutto campo, assist, leader di questa UFM che batte la Pro Gorizia 3-0, trascinata da Bertoni. Qua è difficile che mi trovate un'alternativa, però voglio sentirvi. Paolini. Allora ti ho sempre contraddetto, questa volta ti promuovo con Bertoni. Promosso? No, io Moretti, perché non l'ho votato nella parata di prima, però... Ma non posso farti passare i portieri. I portieri sono un'entità a parte, importante, Però anche come ragazzo, per chi lo conosce, rappresenta proprio lo spirito del dilettante, una persona di un certo tipo, quindi volevo argomentarla anche così, al di là del fatto che sta facendo delle cose incredibili quest'anno, quindi per questo. No, allora tu apri un tema che è vero, dovremmo capire se vogliamo in futuro a questo punto fare anche il miglior portiere da solo, che a fine anno c'è. Però sai perché non lo faccio durante l'anno? Perché il portiere ha un ruolo talmente particolare che dovresti veramente, cioè, per la nomination poi diventa un po' complicato. Allora mi limito alla miglior parata. Va bene. Comunque è giusto anche ogni tanto ricordare le prestazioni dei portieri ed Moretti è uno di questi. Allora, io devo chiudere un attimo con i miei ospiti e in particolare con Giordano, ho fatto fare un'ora di strada tra la nebbia, no? Quindi ancora una cosa gli devo dire. Ed è questa. Allora, stasera sentiamo un'intervista che ho fatto a Giordani. Io devo raccontare la verità su Giordani, dato che Giordani è un avvocato, al limite può querelarmi, può farmi qualcosa, no? Se non dico il vero. E lui è stato salvato calcisticamente da Caio Schiavo, che l'ha trovato in autostrada che suonava la chitarra con i capelli lunghi e l'ha portato al campo. Questa è la verità della storia di Giordani, no? Che lui non l'ha raccontata. Non è così? Rischio la querela? Da come la so io non è proprio così. Che lui trovava una squadra vicino casa era Conegliano, mi sembra. Allora fermi, togliete questa clip e fatela partire bene perché questo è calcio serio. No, vedete, regia, qua ho registi che non sanno, qui bisogna essere esperti di calcio, voi siete esperti di regia, ma di calcio qualche dubbio. Fatemela partire con calma, guardate qua, stasera c'è l'intervista di Giordani e guardate che spettacolo di giocare. Tu hai avuto uno dei migliori giocatori dilettanti, fatemi vedere, guardate qua. A Chions, proprio quando aveva ancora capelli lunghi, appena portato uno delle prime stagioni e lui assist. Menegon gol forse. Sì, Menegon questo. Gol di Menegon, assist di Rabona. Ma ragazzi, e poi così. Io ho giocato con Nicola e secondo me non ha espresso il massimo del suo potenziale. Però ne parla nell'intervista, però siete d'accordo che queste giocate qui torno al discorso, quante ne vedi più di giocate così, di talento così puro? Zero. Tu ne avevi uno, Miano, no? Sì, che ha quelle, sì, pochissimi. È stato uno dei giocatori più bravi, più belli da vedere. Tecnicamente, no? Sì, anche perché è una dote naturale che ha, non è costruita. È lo stesso Miano, che hai allenato anche tu, e sono giocatori che ce l'hanno, non è che costruisci, che fai, e ha quei colpi che ogni tanto io mi ricordo che sicuramente non ce l'hai, una rovesciata a camino su un campo pieno di fango, su un calcio d'angolo è arrivata la rovesciata, che
che anche loro si sono messi a applaudire perché fa di quei colpi veramente da giocatore. Qualche colpo lo vediamo, qualche giocata di Giordani che chiude la nostra trasmissione con l'intervista. Giordano, no? Io mi confondevo ogni tanto. Mister Giordano e il Torre, abbiamo parlato di questi 15 anni, ma adesso quali sono i tuoi obiettivi? Tu ci pensi a quanto durerà ancora questa storia? Lì non ho posto limiti, ho qualche idea magari, quando smetterò a Torre, rimanere in società e avere una carica societaria. Quindi ti piace l'idea come Giordani che è rimasto consigliere. Che è rimasto così. Quindi ti piacerebbe l'idea di restare legato sostanzialmente a una sola società, quasi una sola società a parte dei primi inizi? Questa è un'idea che mi è passata per la testa, un domani mi piacerebbe anche fare un po' di responsabile del settore giovanile per far crescere questi ragazzi. Questa è un'idea che ogni tanto mi balenga per la testa. Ecco. Che allenatore è Mister Giordano allora? Guarda, io posso solo dirti quello che ho detto prima, di essere sempre me stesso e dire la verità e quello che dico far credere perché ci credo io, capito? È logico che io, prima roba che dico ai ragazzi, non posso piacere a 20 teste, quello sì, però dobbiamo andare d'accordo tutti, perché 20 teste fanno la forza, 5 o 6 no. Se c'è qualcosa che non va, mi parlate da parte, insieme, davanti a tutti. A me piace parlare davanti a tutti, per esempio, quindi però qualcuno so che non ha la forza o non ha la personalità e mi parla da parte, però i problemi che ci sono devono essere visibili. Io credo di essere come persona un padre, amico anche nella vita privata, perché problemi che ci sono, questa è una società familiare, problemi, cerchiamo di dare una mano a tutti anche, cioè tra di noi, perché così è la forza che vai avanti, perché se uno ha problemi lo lasci stare, certo, lo perdi. No? Allora, prima di sentire l'intervista di Giordani, la fantasia di questo numero 10, le ultime 2 domande agli ospiti, una a te. Andrai ancora a guardare le medie qui a fine stagione? Andrò con la Forum perché sono stato invitato dalla società Forum. Ok. Festeggerai anche tu una vittoria dentro di te o no a fine anno? Per metà. Per metà, va bene. Mister, avete parlato di futuro in un campionato così difficile, di che cosa sarebbe la storia del Torre con un passo indietro? Perché è giusto anche pensare a quello o no? Non ancora? No, sono sincero, non abbiamo parlato. Ok, poi si vedrà. Non lo direi qua in TV. Va bene, va bene. No. Anche perché insomma io credo che l'obiettivo sia proprio evitarlo. Sì, tutti i costi dobbiamo cercare di salvarci. Partendo da una vittoria con una squadra, la SPAL, che ovviamente diventa scontro decisivo. Io ringrazio Amedeo Russo, ringrazio Mister Giordano per questa chiacchierata, per aver raccontato la sua esperienza, bella storia con il Torre. E adesso sentiamo invece un altro grande protagonista che ha condiviso questo percorso col mister, che è Nicola Giordani. Tornano le interviste di terzo tempo. Grazie Nicola Paolini, grazie Massimo, grazie Davide Barlocco, grazie a Pierpaolo Ponte. Grazie. Provocazione, andiamo a mangiare una cosa e non bevo neanche una birra, ragazzi. Questa è la più grande. Giordani, ciao. 20 gennaio 1987, ha da poco compiuto 38 anni, è stato un numero 10 di classe, fortunatamente abbiamo mostrato più di qualche colpo di genio di Nicola Giordani e parto, oltre che dandoti il benvenuto Nicola, dicendo 38 anni non puoi essere già nella rubrica dei giocatori del passato. Cosa ci fai qua seduto e non in campo? Ciao Massimo. Ciao. Ma guarda, forse come anche dicevamo prima, qualche anno ancora avrei potuto continuare, però io credo che sia stata una scelta arrivata al momento giusto per tutta una serie di motivi. Non ultimo quello che è coinciso con la fine della carriera anche di altri 2 miei compagni, uno dei quali Paolo Peressin, con cui ho condiviso 12 anni al Torre, e l'altro Dino Scian, che ne ha fatti pochi ma con cui si è instaurato subito
un grande rapporto e anche una grande intesa, quindi anche per quello io non ho rimpianti riguardo a questa scelta. Ma non c'è stato neanche una volta che Schiavo ti ha detto di continuare a giocare? No, tutti lo dicono, ma lui non vuole. Non vuole, no, no, perfetto. Scherzo. No, vabbè, ovvio che se ne abbiamo parlato, ma credo che anche per lui e anche per la squadra, per la società, fosse giusto che quel ciclo si chiudesse in quel modo. Adesso speriamo che se ne riapra un altro altrettanto positivo. Senti, numero 10, no? Numero 10. Di quelli veri, dai, possiamo dirlo, no? Io sono un affezionato dei numeri 10, quindi a qualsiasi livello, quando ne vedo uno, avrà sempre il mio eterno rispetto e ammirazione. Dai, tu sei stato un bel numero 10. Ma ti ringrazio, e questo lo devono dire gli altri naturalmente. Io sì, mi sento quel tipo di giocatore, nel senso che mi sento di essere stato quel tipo di giocatore, anche se in realtà non è sempre stato così, nel senso che nella prima parte della carriera e anche nelle giovanili ho giocato anche in altri ruoli sempre offensivi, magari da prima punta o da seconda punta, però poi credo che dalla metà in poi della mia carriera si sia definito un po' questo ruolo, che è un ruolo dove io mi sono trovato bene e dove riuscivo a esprimere quello che io volevo esprimere, che è un calcio che non era fatto di serpentine o di gol a raffica, ma quanto di, penso, visione di gioco, di scambi con i compagni. Infatti anche da questo punto di vista mi sono trovato bene anche con tanti giocatori simili a me, quando si dice che magari non coesistono, invece io mi sono sempre trovato bene con compagni che avevano le stesse caratteristiche con cui ci si capiva al primo allenamento. Tra l'altro, infatti, tu dici una cosa, no? Parleremo ovviamente di Torre, dove hai percorso un lungo tragitto, no? Scrivendo insomma le pagine belle della recente storia del Torre. Hai superato i 100 gol, ma ti sarebbe piaciuto tenere più che altro il numero anche degli assist, degli no? assist, molto manciniano in questo. Mancini diceva sempre: a me piace più fare gol, poi ne ha fatti più di 200 in Serie A, però insomma l'assist è un'altra cosa che vale tantissimo, no? Se ne parla poco. Beh, se ne parla poco perché alla fine vedi i tabellini, nei tabellini vedi i marcatori, ne parla forse di più chi fa il fantacalcio, perché il puntino. Sì, è vero. Però no, a me è sempre stata una cosa che ha dato un'enorme soddisfazione, quella di fare l'ultimo passaggio, magari l'ultimo passaggio imprevedibile, no? Rispetto al gol, che comunque vabbè sì, ne ho fatti, però non credo di potermi definire un bomber, ecco. No, non bomber, quando arrivava al gol, insomma, era anche magari un gol anche di buona qualità. Quello a Precenico al volo, per la coordinazione, ma me lo ricordo, sì. Ce ne sono di altri, insomma. Però andiamo con ordine, non arriviamo già alla fine. Inizi con l'Aurora Pordenone a livello da bambino, poi in realtà con il Don Bosco, no? Passi alla Sacilese, e da lì comincia poi l'avventura di prime squadre, la Sacilese, il Pordenone dell'Eccellenza, il Pordenone della Serie D. Chi eri in quel periodo? Cosa ti aspettavi dal calcio? Che cosa hai ottenuto in quel periodo? Cosa hai maturato? Allora, in quel periodo ero sicuramente un ragazzo giovane che ha vissuto e poi è uscito da un settore giovanile che al tempo era uno dei più blasonati in regione, ma forse anche oltre la regione. Ricordo che certe annate abbiamo anche vinto i campionati e siamo andati a giocarci tornei nazionali con un gruppo di giocatori del quale poi tanti hanno fatto un'ottima carriera, qualcuno anche nei professionisti. E io mi sentivo, probabilmente ero anche visto come uno di quelli, uno dei giovani più di spicco, no? di quelle annate, e probabilmente l'idea di fare un percorso di un certo livello io ce l'avevo.
Poi le cose sono andate per varie vicissitudini in modo diverso, comunque questo non mi ha impedito di fare, quantomeno nella prima fase di carriera, calcio ad un certo livello, tra la Serie D, l'eccellenza, anche con le squadre principali, diciamo, del nostro territorio, e quindi anche di prendermi le mie soddisfazioni. Poi, dopo vari passaggi, sono arrivato al Torre, a cui accennavi prima, e lì ho trovato la mia dimensione che mi ha consentito di diventare un uomo, di coltivare la mia vita personale al di fuori del calcio e anche in campo, perché questo star bene si è tradotto dal mio punto di vista anche in risultati e in una storia che poi si è prolungata per 12 anni, che credo e spero che abbia lasciato qualche cosa di positivo sia a chi è stato con me sia a chi verrà adesso. Ecco, hai detto una cosa, stare bene nella vita, in campo, e con le due cose che si uniscono, no? Che diventa un continuo, perché ogni tanto davvero sembra che il campo da gioco sia una realtà a sé stante dalla vita, uno usa il campo da gioco per sfogarsi oppure viceversa, insomma, e tante volte le due cose non vanno di pari passo, forse perché tante volte anche dal calcio appunto si cerca un percorso di un certo tipo, e infatti si chiede, potrei chiedere anche a te, ma non potevi fare di più? Ma secondo me uno che viene qua e mi dice sono stato bene, ho unito le due cose, secondo me ha capito tutto, no? Perché stare bene è un segreto a qualsiasi livello, qualsiasi cosa si faccia. Certo, no? Sì, diciamo che questo star bene non credo che debba essere inteso nel senso negativo, secondo me, di essersi accontentato di qualche cosa, quanto invece di aver preso coscienza ad un certo punto che probabilmente non poteva essere il calcio la mia vita, e di aver privilegiato altri aspetti oltre a quello meramente calcistico, che ha permesso però, oltre al fatto di star bene, anche di raggiungere dei risultati che probabilmente non si sarebbero raggiunti in altri contesti. Io in tutte le squadre in cui sono stato ho stretto amicizie, direi. Io mi sento ancora con i ragazzi del Tamai, di persone con cui ho giocato a Pordenone, ovviamente quelli con cui ho giocato a Torre, quindi è venuto naturale per me, ecco, privilegiare quell'aspetto. Però quando hai preso questa consapevolezza che magari non potevi fare un determinato livello, cos'è stato che ti ha fatto dire è giusto faccia un percorso diverso e va bene Torre? Credo che non sia stato un episodio singolo, ma che sia stato un percorso graduale che probabilmente è maturato anche grazie al percorso di studi e poi la prospettiva lavorativa che ho percorso appunto parallelamente, per cui ad un certo punto, prendendo atto che fare un certo tipo di calcio, un certo tipo di livello avrebbe probabilmente precluso altre cose, ecco. Bisogna fare le scelte, Nelle no? scelte. E allora, Torre. Però Torre tu capisci subito che sarebbe stata un'avventura praticamente lunghissima e definitiva? No, anche se per le modalità con cui è iniziata la storia e per come si è subito evoluta, era possibile che fosse così, nel senso che io sono arrivato a Torre nel 2010 dopo una breve avventura sfortunata, chiamiamola, a Conegliano, per cui a un certo punto sono rimasto a casa per scelta, e ho iniziato ad allenarmi a Torre, che era a 500 metri da casa mia. Quel campionato il Torre purtroppo è retrocesso dalla promozione alla prima categoria. C'era una mezza parola con Caio Schiavo, col direttore sportivo, di andare a giocare lì l'anno successivo, e l'ho fatto nonostante la retrocessione. E quell'anno in cui io sono arrivato è arrivato anche Michele Giordano, allenatore attuale del Torre,
dopo 15 anni. C'era Paolo Peresin, sono arrivati 3 o 4 giocatori con cui si è creata un'alchimia secondo me irripetibile. Io non l'ho mai vissuta, ma credo che veramente siano rari i casi in cui si creano queste circostanze per cui gruppo giocatori, allenatore, società, prima di tutti Caio, stavano bene, come abbiamo detto prima, e lì abbiamo vinto subito il campionato e poi è iniziato un percorso lungo. Percorso lungo, le promozioni, insomma, quindi è stata una bella storia, incredibile. Senz'altro. Giordano ancora lì, cosa mi vuoi dire di lui? Beh, di lui ti dico che se è ancora lì c'è un motivo. Che adesso secondo me la sua sfida da 2 o 3 anni a questa parte è proprio quella di, insieme alla società, di far partire un nuovo ciclo, perché secondo me quando io e Paolo Peresin abbiamo smesso già avevamo perso qualche pezzo per strada, nel senso che c'era già qualche altro giocatore che era una colonna portante che piano piano aveva smesso, se n'era andato. Ma credo che quando abbiamo smesso io e Paolo Peresin, quel ciclo di cui abbiamo parlato si sia chiuso, e adesso io credo che debba e sia giusto che ne cominci uno nuovo, e chiaramente però non è così semplice, perché le dinamiche che c'erano prima, l'alchimia che c'era prima, secondo me è difficile da trovare, ma non deve neanche essere cercata, cioè deve essere cercato qualcosa di nuovo. Allora, che giocatore eri? Abbiamo visto qualche immagine, ne abbiamo parlato, no? Se vuoi aggiungere qualcosa, la parola fantasia è quella che c'è. Beh, io credo di sì, dai, fantasia riassume bene. Fantasia riassume bene. Allora, questa è una domanda che faccio soprattutto a chi ha giocato qualche anno fa, no? Che calcio era quello che hai vissuto tu? Insomma, tu hai vissuto soprattutto quello che abbiamo raccontato noi in questi ultimi decenni. È cambiato veramente il calcio in questi ultimi decenni? Ma io credo che nonostante sia abbastanza recente il mio abbandono, però è una domanda a cui secondo me io posso rispondere in maniera abbastanza realistica, perché credo di aver vissuto nei primi anni della mia carriera, anche per il livello in cui ero, il cambiamento, che secondo me c'è stato e c'è, perché gli anni che io ho giocato a Sacile, a Tamai, a Pordenone, erano anni in cui giravano giocatori importanti, ma veramente importanti, sia nelle squadre in cui ho giocato sia in quelle che affrontavamo. Erano giocatori molto spesso che scendevano dai professionisti e che avevano una mentalità e un approccio sia al campo che allo spogliatoio, da cui io credo di aver imparato tantissimo, e che adesso secondo me non c'è, o comunque c'è meno. E purtroppo questo secondo me è un circolo vizioso per il quale fanno fatica i ragazzi giovani a crescere, perché non hanno più quel tipo di riferimento a cui ispirarsi. Però insomma ci sono cicli, le cose miglioreranno sicuramente. Mi dici un giocatore o più giocatori che hai apprezzato nei dilettanti? Beh, ce ne sono tantissimi, come ti ho appena detto, ma da avversario, ma in generale, Neto Pereira, all'Itala San Marco era ai tempi, ci ho giocato contro più volte, con più squadre, fuori categoria, completamente fuori categoria. E poi tanti altri, non so, mi viene in mente Sandro Andreolla, con cui ho giocato pochi mesi, ma poi ho giocato anche contro a Pordenone, poi Renzo Nonis a Tamai, Paolo Sacher che hai avuto anche qui. Ho ricordato quei Cordenon Store, anche lui, eravate voi due, che insomma era un bel poi vedere. Anche Mirko Camerin, che è mio amico tuttora, adesso è emigrato negli Stati Uniti, ma tutti giocatori però, come puoi capire, simili come caratteristiche, no? Alle mie, perché a me piace quello. Raccontami una partita indimenticabile. Allora, una partita indimenticabile, anche se non agli effetti del risultato a livello di campionato, è quella con il Chions, non mi ricordo esattamente l'anno, ma deve essere stato intorno al 2012,
che credo sia una delle prime che hai ripreso. E credo di ricordarla. Devi darmi il video. È una partita in cui ho fatto 2 gol, di cui uno quasi da metà campo, ma soprattutto, tornando al discorso degli assist, un assist di Rabona dalle zone del centrocampo, sì. Quella me la ricordo anche per dei aneddoti successi in panchina con gli accompagnatori che parlavano con i guardaline dopo questo assist, vabbè. Spettacolo. E poi, vabbè, a livello invece di risultato, una che mi ricordo è a Fagagna, l'anno che abbiamo vinto la promozione, quando negli ultimi minuti stavamo pareggiando con la Pro Fagagna, c'è stato un rigore per noi e da bordo campo, rigore del quale naturalmente ero stato incaricato io, e a bordo campo Caio urlava "il Pordenone perde", come per dire. E sarebbe stato il sorpasso, quindi per alleviare la tensione al rigorista. Poi per fortuna ho fatto gol e quindi lì abbiamo fatto il sorpasso e poi è andata bene. E poi festa, immagino. Una persona importante, una persona indimenticabile per te? Allora, ti dico già, non limiterò a uno, però una è Tony Bozzo, che era un'istituzione a Pordenone, ma anche oltre Pordenone nel calcio giovanile, che è stato il mio primo allenatore. Mi ricordo mi veniva a prendere, io facevo il tempo pieno alle elementari, veniva a prendermi alle 4:30 a scuola e mi portava a allenarci io e lui contro il muro a fare i cinesini. Veri maestri. È mancato qualche anno fa, ma lui ovviamente per me sarà sempre indimenticabile. E poi ovviamente non posso non citare la triade Caio Schiavo, Michele Giordano e Paolo Peressin, che sono le 3 persone che insieme a tutto il Torre, ma che per 12 anni e tuttora hanno rappresentato per me una seconda famiglia senza esagerare. Assolutamente. L'aneddoto ricorrente? Allora, aneddoto, te ne posso dire 2, di cui uno positivo e uno meno. Quello positivo è, ometto naturalmente volutamente tutti gli aneddoti relativi al Torre perché sarebbe troppo semplice, perché okay. Avendo Caio Schiavo come direttore sportivo tu capisci bene che tra l'altro alcuni aneddoti sono anche ai tuoi atti, per esempio l'elenco delle bevande da bere al chiosco, ecco. Esatto. No, parlando di miei aneddoti ne ho uno che magari è andato via veramente veloce, però a me è rimasto impresso, che è successo nello spogliatoio del Pordenone l'anno di Mister Pavanelli. Io ho fatto qualche mese, poi sono passato al Tamai e per pochissimi allenamenti ho incrociato, perché era arrivato da poco, Mirko Gubellini, che era una bandiera della Triestina, è stato per moltissimi anni, lì era proprio ovviamente a fine carriera. E ricordo che eravamo rimasti io e lui in spogliatoio, entra Massimo Pavanel e ha iniziato a parlarmi, dandomi delle indicazioni di natura tecnico-tattica, parlava del pressing a mezzaluna sul difensore che porta palla. Io naturalmente ascoltavo con interesse. Mirko Gubellini dal suo angolo ha detto: mister, ma non rompergli le scatole, lui non gioca a calcio, lui gioca a pallone. No. E questa cosa a me, cioè lì per lì pensare che un giocatore di non so quanti anni avesse, ma era a fine carriera, che aveva fatto una carriera, che in pochissimi allenamenti avesse inquadrato e fosse stato in grado così, in maniera così efficace di riassumere quello che io, perché io l'ho sempre interpretato in maniera positiva questa cosa, nel senso non gioca a calcio, gioca a pallone, e a me è rimasta dentro. E l'altro meno positivo si ricollega anche al discorso di prima del momento spartiacque, ed è successo quando io l'estate successiva all'esordio in prima squadra a Sacile, dove avevamo avuto un contatto col Venezia, il nuovo Venezia, perché mi pare che venisse dal fallimento, per andare a giocare lì. Era stato trovato l'accordo, sarei andato nella Beretti, e era da poco morto Cauz, lo storico presidente della Sacilese, era subentrata la nuova proprietà.
All'ultimo qualcosa è andato storto, mi ricordo eravamo andati con mio padre anche a vedere la scuola e lì avrebbe magari potuto essere la svolta, però diciamo che ad oggi l'ho metabolizzata e la guardo più con curiosità che con rimpianto, ecco, nel senso che, come ti dicevo prima, non ho veramente nessun tipo di rimpianto, ecco, per quello che poi è stata la mia carriera e anche la mia vita fuori dal campo. Ma un aneddoto che non hai mai raccontato? No, non ne ho, che non ho mai raccontato. No, e sarebbero sempre legati e non si possono raccontare. Ecco, quelli non si potrebbero raccontare, esatto. Ecco, più che... Questa domanda è sempre particolare, però ogni tanto magari qualcosina che si può raccontare c'è. Nick, chiudo così chiedendoti, io chiedo cos'è per te il calcio dilettanti, però in questo caso mi piacerebbe chiedere cos'è il calcio dilettanti, cos'è il Torre, no? Beh, il Torre, come ho detto prima, ha rappresentato e tuttora rappresenta per me una seconda famiglia, perché credo che insieme al Tamai sia l'unica società in cui io ho trovato un approccio al calcio dilettantistico come secondo me dovrebbe essere, cioè senza scimmiottamenti di professionismo, ma allo stesso tempo con un approccio serio, un approccio anche, come dire, extra calcistico, no? Di privilegio dei rapporti umani che in altre realtà secondo me è mancato e questo secondo me è stato il valore aggiunto ed è tuttora il valore aggiunto della società. E quindi dilettanti invece in generale per te sono stati? E dilettanti in generale in realtà il discorso è collegato perché per me sono stati, o meglio avrebbero dovuto essere questo, e invece spesso ho trovato qualcos'altro. Poi è ovvio che avendo vissuto tanti anni a Torre e avendo vissuto il calcio dilettanti di fatto negli ultimi anni con il Torre, per me io ho un ricordo bellissimo. Non posso dirti che non mi manca, ecco, il fatto della domenica, il fatto dell'allenamento, però come ho detto all'inizio era il momento. E allora tu sei un avvocato, ma quando si parla di calcio, in questo caso il tuo calcio è stato insomma fantasia e amicizia, dai, soprattutto a Torre, pochi cavilli. Grazie a Nicola Giordani. Grazie a te Massimo. E allora ci vediamo sui campi, ci vediamo a Torre per bere uno di quei prodotti elencati da Caio Schiavo. Uno. Grazie. Ciao, grazie a te.